Esordienti impegnati sulle strade del quartiere Santa Lucia di Verona, sede storica della Bruno Gaiga Campi Antincendi, la società presieduta da Orietta Campedelli con i vicepresidenti Simone Branzi e Stefano Ferrais, che quest'anno hanno messo in cantiere la 67esima edizione del Gran Premio Giochi della Gioventù, una delle gare più antiche del Veneto riservata proprio alla categoria esordienti. Più di un centinaio i ragazzi che sono dati appuntamento nella domenica mattina per queste due gare che assegnavano anche il titolo di campione provinciale veronese. Nelle immagini stiamo vedendo la gara riservata ai primi anni, che si è svolta nel corso delle prime tornate con un gruppo spesso compatto e anche molto allungato, ma la prima corsa di giornata si è decisa con un allungo solitario che è arrivato proprio nel finale di gara. Ad inscenarlo è stato il mantovano Andrea Godizzi della scuola ciclismo Mincio Chiese, che si è presentato così tutto solo sul rettifilo d'arrivo e ha potuto festeggiare una bellissima vittoria proprio sulle strade veronesi. Volata invece per il secondo posto, con il gruppo che è giunto sul traguardo distanziato di un minuto. Ad aggiudicarsela è stato Filippo Consolini della SC Valeggio davanti a Tommaso Zandonà della Barlottini, e dunque per Consolini anche la maglia di campione provinciale veronese esordienti primo anno. Tanti ragazzi al via anche della prova riservata ai secondi anni, anche in questo caso in palio la maglia di campione provinciale veronese, una corsa che ha vissuto su tanti scatti e controscatti, una bagarre continua, quella che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso per tutti i chilometri di gara, un gruppo spesso in lunga fila indiana a alte velocità, ma niente da fare per i più coraggiosi di giornata. Si è arrivati dunque con un altro epilogo allo sprint, ad aggiudicarselo è stato anche in questo caso un atleta mantovano, Angelo Monister della scuola ciclismo Mincio Chiese. Dunque doppietta per la società virgiliana, seconda posizione invece per Andrea Scarso della SC Padovani, terza piazza per il campione veneto Leonardo Lunardon della Velo Junior 9. Al quarto posto ha chiuso invece Leonardo Rossi della Bruno Gaiga, la società organizzatrice, che si è aggiudicato così il titolo di campione provinciale scaligero. Dunque la giornata, per la gioia del presidente provinciale Diego Zoccatelli, si chiude con Filippo Consolini e Leonardo Rossi che vanno a vestire le maglie di campione provinciale per le categorie esordienti primo e secondo anno targate 2019.